Euroregione News. Friuli Doc con Eilo. App lascia passare. Giovedì 10 settembre inizia Friuli Doc nell'anno del Covid, con smartphone in mano per entrare ed uscire dagli stand a numero chiuso. Complimenti dall'assessore regionale Bini e ottimismo dal sindaco Fontanini. Friuli Doc rimane un'importante manifestazione del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, causa Covid, hanno dovuto rivedere un po' i palinsesti e quelle che sono le regole di attuazione dell'evento stesso. Quello che io ho già avuto modo di dire in conferenza stampa lo ribadisco ora, e fare un grande applauso all'amministrazione comunale di Udine per come sta cambiando l'immagine della città stessa, una città che viene presa sempre di più come punto di riferimento da parte dei turisti, ma anche da parte degli abitanti, degli autoctoni, per trascorrere qualche ora in sicurezza, guardando e vedendo cose belle e soprattutto respirando l'aria della friulanità. Insomma, un grande applauso all'amministrazione comunale. È sempre Friuli Doc, certo con le distanze di sicurezza, le mascherine, la consumazione dei prodotti seduti al tavolo, la misurazione delle temperature, quindi con queste regole, però è sempre Friuli Doc, una vetrina dei prodotti tipici di questa terra e la possibilità anche di far conoscere qualcosa che magari qualcuno non aveva mai assaggiato, perché si tratta di qualcosa di importante per l'economia del Friuli e soprattutto anche per la qualità di questi prodotti. In più, come l'anno scorso, c'è il contributo dell'Università di Udine che ci aiuta anche a conoscere determinati prodotti e anche a fare certe economie all'interno del mondo alimentare. L'inaugurazione è giovedì 10 settembre alle ore 18:30 qui in Piazza Libertà, ci sarà l'inaugurazione. Quest'anno non avremo attrici o sportivi a cui dare un premio o fare un po' da madrina, ma saranno gli operatori sanitari dell'ospedale di Udine, perché vogliamo ringraziarli anche con Friuli Doc della loro professionalità, della loro capacità che hanno dimostrato durante il lockdown, durante il momento più difficile dell'epidemia, e quindi è un momento importante anche questo, e in una festa come Friuli Doc ricordiamo questi validi operatori del nostro ospedale che ci hanno permesso di affrontare questa terribile epidemia. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.